Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Nicoletta Romeo, che è la direttrice artistica del Trieste Film Festival, che si apre il giorno 16 di gennaio, quindi se non vado errato giovedì della prossima settimana, per chiudersi il 24. Siamo giunti alla 36esima edizione. Con che cosa iniziate? Allora, cominciamo, come ricordavi giustamente tu, il 16 gennaio, giovedì sera, al Teatro Miela, con una doppia proiezione alle ore 19:30 e alle ore 21:30 di Wishing on a Star, un film di un regista slovacco-ungherese, Peter Kerekes, ma prodotto da una friulanissima società di produzione, la Videomante, e girato parzialmente proprio in Friuli Venezia Giulia. È una storia molto spassosa, molto ironica, con una protagonista fantastica, una astrologa napoletana che diciamo tratta i suoi clienti in maniera bizzarra, cioè propone loro di fare un viaggio il giorno del loro compleanno per un cambiamento di destino, per trovare l'amore, per trovare una soluzione a un problema. E quindi il film segue sia l'astrologa che i suoi clienti, quindi quando vanno a fare le sedute e quando vanno in giro per il mondo, ed è veramente uno sguardo molto dolce, molto tenero appunto su questo personaggio così particolare. Tra l'altro la signora napoletana, che appunto fa l'astrologa, che esiste e questo è il suo mestiere, sarà con noi il 16 gennaio. Ed è lei l'interprete? Ed è lei l'interprete, questo è un docufilm. Ho capito. Non oserei chiamarlo documentario perché è un po' borderline tra documentario e fiction, ma insomma la protagonista sarà con noi. È prende sempre più piede, no? A livello, a livello produttivo e viene sempre più ospitato e nei festival e anche altrove questa forma di narrazione che per onestà personale non mi convince sempre, però dà vita anche a prodotti di enorme interesse. Insomma. Sì, diciamo che c'è più spazio anche nei festival, per fortuna, diciamo ai film ibridi, quelli che vengono chiamati ibridi, con una brutta parola. In realtà, diciamo, la cosa vera è che c'è una preponderanza di cinema del reale, vale a dire molti film di fiction inseriscono al loro interno la realtà, e quindi diciamo elementi del documentario, c'è chi lo fa meglio di altri ovviamente, così come certi documentari, e noi ne abbiamo tantissimi quest'anno, si guardano oramai come se fosse un film di fiction, quindi come una storia che davanti ai nostri occhi racconta delle vicende umane e le seguiamo esattamente come un film di fiction. Allora, anche quest'anno, come succede da qualche tempo a questa parte, in realtà c'è una sorta di doppia inaugurazione. Sì, è un dato un po' anomalo, diciamo che dopo l'apertura del 16 gennaio rinauguriamo il festival il 20 gennaio, quindi lunedì 20 gennaio al Politeama Rossetti, con una serata di gala in un grande teatro, che insomma è molto amato dai triestini, con due particolarità. Allora, mostreremo dopo l'anteprima le giornate del cinema muto e quindi in collaborazione con la Cineteca del Friuli un piccolo cortometraggio girato da Giovanni Vitrotti, che è un nome esatto, della grande famiglia Vitrotti del cinema negli anni '20, girato a Trieste, si chiama The Pearl of the Ruins ed è proprio un gioiellino degli anni '20, un film muto, un piccolo film muto accompagnato live dal piano del maestro lubianese Andrei Goriciar. Dopo diciamo, questo cortometraggio, che siamo sicuri piacerà moltissimo ai triestini, invece un grande film tedesco, Lo spartito della vita di Matthias Glasner, che uscirà in sala prossimamente con Satin Film. Un film su una famiglia un po' disfunzionale, con dei legami familiari molto singolari, c'è anche moltissima musica classica. Questo è un film che ha vinto alla scorsa Berlinale l'Orso d'Argento per la migliore sceneggiatura e ha sbancato ai premi nazionali tedeschi di cinema, prendendo praticamente tutti i premi. Quindi un film premiatissimo con cui rinaugureremo, diciamo, tutti i concorsi al Politeama Rossetti. Quali sono le caratteristiche dei film in concorso, o comunque estendiamo anche magari le caratteristiche dei film? Noi dobbiamo sempre andare alla ricerca di un fil rouge, eccetera, che delle volte è una ricerca così, ma altre volte invece
dice davvero qualche cosa sullo stato dell'arte. Sì, è vero, a volte ci rendiamo conto dopo aver selezionato i film che in effetti c'era qualche leitmotiv o qualche legame stilistico, tematico che li univa. Quest'anno, insomma, l'abbiamo detto già parecchie volte, uno dei temi che in qualche modo contraddistinguono la selezione è il tema della famiglia. La famiglia è un po' come dire, osservata al microscopio e quindi molti film trattano dei legami familiari non sempre facili, a volte le famiglie sono bigotte o sono delle prigioni, si cerca di scappare da famiglie anche disfunzionali, ma a volte invece sono l'ultimo baluardo come diciamo, come micro istituzione che resiste nella società. Quindi ecco, i legami familiari, se vogliamo, sono proprio protagonisti assoluti trasversalmente in tutta la selezione. Un altro dei temi che torna invece è quello degli anni 90. Allora, una delle sezioni con cui apriremo al Teatro Miela i primi giorni è quella delle Wild Roses, le rose selvatiche, che ogni anno dedichiamo a un gruppo diverso di registe donne da un paese europeo diverso. Quest'anno omaggeremo la Serbia, quindi avremo tantissime ospiti dalla Serbia. Molti dei film che faremo vedere, ne ricordo uno, si chiama 78 giorni, per esempio, ritorna agli anni 90, quindi sono registe che utilizzano il mezzo cinematografico proprio per formare una memoria che non sempre è condivisa e vanno proprio alla ricerca delle radici del proprio paese che oramai è dissolto. Quindi gli anni 90 diciamo sono un altro leitmotiv. Stavo pensando, gli anni 90 sono anche al centro di questa serie televisiva tedesca molto divertente che si chiama Cleo, e probabilmente perché in quei paesi, correggimi se sbaglio perché poi non vorrei addentrarmi in territori, negli anni 90 quei paesi si affacciavano, diciamo così, in maniera più netta all'Occidente, forse con delle speranze disattese, forse, quindi come dici tu, e tornare alle loro nuove origini, magari per ripensare anche a se stessi probabilmente. Beh, gli anni 90 sono stati, diciamo, una decade chiave nella costruzione anche dell'Europa Unita. Pensiamo che per esempio molti dei film, molti dei paesi che noi trattiamo, che sono le nostre aree in focus, che sono appunto la nuova Europa, quella che viene chiamata nuova Europa, in realtà diciamo, ha fatto parte dell'Unione Europea proprio a partire dagli anni 90 fino agli anni 2000, quindi per loro si è trattato di cambiamenti spesso anche molto repentini, ma che ha voluto significare tantissimo. Dal punto di vista di cinema, per esempio, molti di questi paesi hanno potuto per la prima volta beneficiare di contributi economici internazionali, a fare coproduzioni, quindi si è trattato proprio di un'apertura enorme. Da altre parti invece, appunto, come nell'ex Jugoslavia, gli anni 90 segnano una decade tristissima di conflitti, di una guerra che ha veramente dissolto il paese, e quindi ecco, il cinema torna spesso lì a raccontare le storie che sono storie di lutti, della diaspora, ma sono anche storie proprio che vogliono capire cosa è successo e come è nata per esempio la Serbia di oggi. Sono tutte registi molto giovani, quindi diciamo in quegli anni erano bambine, magari hanno ricordi molto confusi, sì, diciamo molto lontani, però ecco, si torna sempre lì, sono anni fondamentali proprio per capire la storia di un paese moderno. È molto, è da sottolineare, ma è da sottolineare proprio anche per continuare a sfatare un falso mito, in questo senso, cioè sempre di più dai paesi di riferimento del festival, tra l'altro forse non si può più nemmeno parlare di paesi di riferimento del festival, perché crescendo il festival ha anche allargato i propri orizzonti, ma insomma, rimaniamo all'idea appunto dei paesi di riferimento. Ormai io non capisco mai se questo è un bene o se questo è un male, ma insomma ci sono tutti i generi di film. Una volta magari difficilmente trovavi dei gialli, difficilmente trovavi dei film comici. Io ho sempre un po' di paura quando vedo scritto il nuovo film comico tedesco, ho un momento di così, però insomma, voglio dire, è cambiato tutto, probabilmente tenendo gli anni 90 come riferimento c'è stata una sorta di rivoluzione che tra l'altro è
comunque la benvenuta, perché puoi vedere e sentire anche nuovi spunti, ecco, insomma. Assolutamente, ma il nostro festival quest'anno, a parte con un programma sterminato, quindi sono più di 130 film, è chiaro che abbiamo abbracciato stili, generi, linguaggi diversi, quindi appunto abbiamo anche dei noir, abbiamo delle commedie, abbiamo dei film storici, ecco, la storia, diciamo, è veramente un leitmotiv costante forse del nostro festival. Attraverso i film diciamo, raccontano proprio la storia e le storie dei nostri paesi di interesse. Tra l'altro, giustamente, uno dei, diciamo, delle sezioni che si sofferma maggiormente sulla storia è una retrospettiva che vedremo lunedì 20 e martedì 21 gennaio al Teatro Miela, dedicata al 1945, a cura di Francesco Pitassio. Sì. E quindi ecco, sono 2 giornate intere dedicate a film girati proprio in quegli anni. Quindi sono film degli anni 40 che ripercorrono la fine della Seconda Guerra Mondiale, la liberazione dei campi di concentramento e chiaramente lo spostamento dei confini nelle zone vicino a noi. Quindi ecco, di nuovo un momento, diciamo, di storia, con la presenza tra l'altro di molti ospiti, di docenti universitari, di storici del cinema, che ci accompagneranno alla visione di questi film come Germania Anno Zero di Rossellini, ma anche film più sconosciuti girati da autori inediti in Italia. Piccola parentesi, se qualcuno ama leggere di cinema, c'è un bellissimo libro che si intitola Il regista, semplicemente, ed è la storia di Georg Wilhelm Pabst, che ebbe un percorso estremamente curioso nella Germania pre e post hitleriana, insomma. Sì. Leggetelo perché vale veramente la pena. Diamo qualche ragguaglio per quanto riguarda come si accede al festival. Ma ricordiamo che allora il festival comincerà per l'appunto, come si è detto, al Teatro Miela dal 16 gennaio fino al 20. Dal 20 gennaio in poi si aggiungono anche il Politeama Rossetti e il Cinema Ambasciatori, quindi il festival si articola su 3 sale. Per quanto riguarda gli accrediti, ci si accredita online, ci si può accreditare fino alla fine del festival, quindi non c'è limite di tempo, mentre per quanto riguarda i biglietti si comprano presso le casse dei cinema il giorno stesso delle proiezioni. Ricordiamo magari 2 documentari fuori concorso. Di argomento sicuramente molto di interesse per il nostro pubblico triestino. Uno è un documentario che racconta la nascita e lo sviluppo dell'Accademia della Follia, soffermandosi su quella figura straordinaria di Claudio Misculin, a opera di Erika Rossi, un'autrice che abbiamo spesso seguito con interesse, molto interessata all'universo basagliano, e quindi anche con questo film diciamo, ci porterà lì all'ex ospedale psichiatrico, alla nascita appunto di questa compagnia teatrale. Questo lo vedremo domenica 19 gennaio al Teatro Miela. E un altro film sicuramente interessantissimo di un altro autore istrionico, geniale, ancora nel cuore di tanti triestini, e C'era un comico di nome Cecchelin di Alessio Bozzer, che vedremo sabato pomeriggio, quindi sabato 18 gennaio al Teatro Miela. E diciamo è un documentario veramente che racconta chi era Cecchelin, ma che cosa ha lasciato oggi, con tanti autori, tanti attori, Massimo San Germano, Paolo Rossi, Ariella Reggio, insomma con veramente un documentario cerchiamo di raccontare un autore mattatore che ancora oggi, diciamo, riscuote ancora molto successo con le sue gag e le sue canzoni. Tra l'altro mitiche. Può essere anche che ne parleremo anche noi di questo documentario. Abbiamo ancora, credo, 1 minuto e mezzo, ditemi, fatemelo sapere dalla regia. Volevo solo un'ultima riflessione, sempre parlando di novità, sì, rapidissimo. Anche molte serie, no? Ormai arrivano da paesi dai quali fino a qualche tempo fa non ti saresti mai immaginato che arrivassero delle serie. Quindi c'è proprio un movimento
notevole e importante. Sì, sì, autori come Dani Stanovic, che tra l'altro ricordiamo sarà nostro ospite venerdì 24 gennaio al Politeama Rossetti con il suo ultimo film, o Jasmila Zbanic, quindi ecco, non a caso entrambi autori dalla Bosnia, hanno girato delle serie di successo, in genere per HBO Adria, che purtroppo è un canale che qui diciamo non viene diffuso, ma sono serie di successo diciamo nel resto d'Europa, quindi diciamo è una novità interessante. È da chiaramente è da seguire, certo, nel tempo. In tutti i sensi. In tutti i sensi, esatto. Allora io ringrazio Nicoletta Romeo per essere... abbiamo ancora in realtà un'altra possibilità. Vedo anche che crescono anche i luoghi che sono interessati dal Trieste Film Festival. Crescono i luoghi e crescono le collaborazioni, perché ogni luogo corrisponde a un'associazione culturale o una realtà locale con cui si collabora, con cui diciamo si pensa e si organizza le cose insieme. Tra l'altro questo mi permette di ricordare che quest'anno il festival è ricchissimo di eventi collaterali, tantissimi panel, incontri, mostre. Ricordiamo che il festival tra l'altro comincia il 15 gennaio con una mostra di Elsa Mencagli Andersen nella Galleria d'Arte Contemporanea I Contemporary in via Crispi di Elena Cantori. Ci sarà un concerto di Ivo Dimcev, un grandissimo autore bulgaro all'Hangar Teatri. Insomma, sono tanti luoghi e tante le collaborazioni, perché un festival non si fa da soli, si fa insieme con altre persone. Grazie Nicoletta Romeo, buon lavoro. Grazie a voi. Noi ci vediamo dopo la pubblicità con il telegiornale delle 13:20. Okay. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la politica. Serve parità di giudizio tra regioni sul terzo mandato. Non è possibile che esso sia consentito in alcune e non in altre. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sulla polemica che sta spaccando la coalizione di centrodestra. Serve parità di giudizio, non capisco perché alcune regioni possano fare 3 mandati e altre no. Il governatore Fedriga va dritto al punto e dopo il batti e ribatti di voci, polemiche, fughe in avanti sul terzo mandato in un centrodestra in cui la discussione ha preso fuoco, esplicita la sua posizione su un tema che, al netto delle dichiarazioni da coalizione compatta, rischia di essere la spada di Damocle per il mandato bis della giunta regionale guidata dal 44enne leghista. Il Friuli Venezia Giulia voterà nel 2028, quindi c'è tutto il tempo possibile, chissà cosa succederà, chissà se io vorrò ricandidarmi, oggi mi piacerebbe ma non lo so nel 2028. Però dobbiamo porci una riflessione che sia estranea all'interesse particolare del momento di qualcuno e domandarci dal punto di vista democratico: possiamo lasciare la possibilità ai cittadini di scegliere? Il terzo mandato non significa che uno automaticamente fa il terzo mandato, ma che si sottopone nuovamente al giudizio libero dei cittadini. Quindi una buona dose di acqua sul fuoco delle polemiche interne. Quanto è profonda, se c'è una crisi magari con Fratelli d'Italia? No, ma con Fratelli d'Italia stiamo andando bene in modo costruttivo, credo. Sicuramente su certe cose sono da fare degli approfondimenti insieme, ma la mia coalizione, la coalizione appoggia, penso sia forte, sia coesa, andiamo avanti in questa direzione. Poi Fedriga sottolinea quelle che sono, a sua detta, le storture della legge elettorale regionale in vigore, lasciando spazio ad interpretazioni sui possibili correttivi. C'è una forza politica, ribadisco, in questo caso faccio i nomi, ma veramente con tutto il rispetto, perché questa è la norma, quindi non è colpa loro, una forza politica come il Partito Democratico, che ha preso meno voti della Lega, che ha preso il 19%, di Fratelli d'Italia che ha preso circa il 18%, della lista Fedriga che ha preso circa il 18%, ha 10 consiglieri. La Lega ne ha 9, Fratelli d'Italia ne ha 8, la lista Fedriga ne ha 8. C'è qualcosa che non funziona nella rappresentatività, perché noi dobbiamo esprimere il volere popolare e non invece delle storture legislative che purtroppo hanno portato anche a questa non rappresentanza tra il voto e la rappresentanza stessa. Dunque una considerazione finale sulla bolla mediatica relativa all'ipotesi del terzo mandato. Io ho letto ricostruzioni più fantasiosi, commenti, voci. Io garantisco che il mio obiettivo è rispettare il mandato ricevuto dai cittadini e fare le cose. E devo dire che oggi, per quanto riguarda la mia attività, sicuramente il terzo mandato non rappresenta una priorità.
Cresce ulteriormente nella periferia est di Trieste la paura e l'ansia per il ritorno in azione del piromane che se la prende con le auto in sosta. Nella notte 2 auto sono state date alle fiamme in via Paesiello. Siamo un po' tutti preoccupati, questa mattina ho sentito le persone della zona, speriamo che finisca qua il fatto, ma non si sa. Ancora auto date alle fiamme, siamo in via Paesiello, questa volta 2 auto bruciate nella notte con l'intervento dei pompieri e anche dei carabinieri che stanno indagando sul caso, si teme quindi l'azione di uno o più piromani. Successe una cosa simile pochi giorni fa in via Gravisi, poco distante da dove siamo adesso, e adesso i residenti hanno paura, si chiedono chi sarà la prossima vittima. Di nuovo colpita la zona di Poggi Sant'Anna, episodio identico a quello di via Gravisi di alcune notti fa. È stato appiccato il fuoco a un'auto e le fiamme hanno avvolto anche l'automobile parcheggiata a fianco. Super lavoro dei pompieri anche questa notte per spegnere l'incendio ed evitare che il rogo si estendesse ad altre vetture, innescando un effetto domino. Questi qua sono atti vandalici fatti da persone che non hanno considerazione, non consapevolezza del fatto che hanno fatto un danno non da niente, perché le assicurazioni non pagano questi danni qua, e quindi per forza di cose ci sono delle spese oltre che anche un po' di paura, no? Noi abitiamo qua. Non è escluso che l'autore o gli autori del rogo siano gli stessi che hanno colpito in via Gravisi. Secondo quanto appreso, sebbene non ci siano telecamere che puntino sull'area colpita, i militari dell'Arma avrebbero già acquisito le immagini dei circuiti di videosorveglianza di tutta la zona, anche chiedendo la collaborazione dei residenti che hanno un sistema di telecamere privato installato sulle loro abitazioni. La fiducia è che qualche circuito possa aver intercettato il passaggio del piromane. Il fatto è successo esattamente alle 3:30 e poi i proprietari dei mezzi bruciati sono stati svegliati quindi in piena notte dai carabinieri che gli hanno comunicato cosa era appena successo. Quest'auto li aveva in dotazione mia figlia che abita qua in Campo Metastasio. E stamattina mi chiamano i carabinieri dicendomi che c'è stato un incendio doloso, guardi, un danno non tanto materiale perché la macchina era vecchia, ma proprio il fatto di dover andare in questura, denuncia, il disagio comunque di accompagnare il bambino in asilo, andare a lavorare, cioè non si fa sta roba, ma non ha proprio niente cosa fare. A margine di una conferenza stampa che illustrava i dati dell'attività della Polizia di Stato nel corso del 2024, il questore di Trieste Pietro Stuni ha anche commentato i recenti fatti di cronaca tra l'allarme piromani e i furti nelle abitazioni. Le attività messe in campo sono molto articolate e chiaramente su questi incendi sappiamo, ci seguiamo le cose e ci scambiamo le informazioni con i colleghi dell'Arma quotidianamente e speriamo insieme di riuscire a stanarlo. O a stanarlo o a stanarli. Però i furti, anche le truffe, danni di anziani in questo periodo sono state davvero tante, cioè ne abbiamo riportato spesso sui giornali, in televisione. Chiaramente il periodo festivo, di solito questi fenomeni tendenzialmente si registrano sempre. L'attenzione che prestiamo è molto alta. Su San Vito stiamo facendo dei servizi specifici dove ne abbiamo verificati diversi, quindi stiamo lavorando. Brutto incidente ieri sera in piazza Goldoni, un uomo di 70 anni è finito all'ospedale di Catinara dopo essere caduto alla fermata dell'autobus. Il braccio dell'uomo è rimasto schiacciato sotto le ruote di un bus mentre il mezzo stava transitando. Poteva essere una tragedia. Sul posto 118 con ambulanza automedica oltre alle forze dell'ordine. Gravissime le condizioni dell'arto del settantenne che non sarebbe in pericolo di vita. Asuggi comunica che non sarà eliminato alcun reparto a Gorizia. La cardiologia a Gorizia continuerà ad esistere e ad operare e non vi sarà alcuna sottrazione di assistenza e soprattutto di sicurezza ai cittadini dell'Alto Isontino. La struttura rimarrà con i relativi posti letto, il cui numero andrà condiviso e stabilito con il direttore della cardiologia dell'Isontino. Al fine di potenziare e migliorare il sistema organizzativo sarà necessario definire un progetto di riorganizzazione condiviso all'interno della rete dei professionisti coinvolti, terapie intensive, degenze cardiologiche, pronto soccorso, medicina d'urgenza e la rete dell'emergenza. Dovremmo essere collegati adesso
con la sala operativa della polizia locale, ma intanto che il collegamento viene perfezionato, io direi che potremmo andare no, c'è l'ispettore Martini, buongiorno ispettore. Buongiorno a tutti quanti. Le cedo subito la linea per le consuete, come ormai ho imparato a memoria, comunicazioni di viabilità e traffico. Va bene, allora per la giornata di oggi, questa mattina è trascorsa insomma abbastanza bene, non abbiamo avuto grossi problemi, il traffico era abbastanza scarso e non abbiamo avuto problemi di sorta. Volevo comunque ricordare che i lavori della galleria continueranno, quindi la galleria Sandrinelli rimarrà chiusa fino a martedì 14 e noi continueremo comunque ad essere presenti con il personale sul posto. Per quanto riguarda la giornata di domani pomeriggio è prevista la partita di pallacanestro e dalle ore 10 inizieranno gli sgomberi sulla via Macelli. Ancora una comunicazione, questa volta per lunedì, viste le condizioni del tempo verranno chiusi i giardini pubblici comunali nella giornata di lunedì. Altre cose non avrei da segnalarvi. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Grazie e buona giornata a tutti. Come dicevo, andiamo a teatro al Politeama Rossetti, dove ieri ha debuttato il musical Come From Away. Possono partire le immagini del servizio. Abbiamo un problema con quello, se puoi andare a quello dopo. Ok, allora dal teatro andiamo a ricordare che questa sera alle 21:30 trasmetteremo la partita della Triestina, laddove invece con la partita di domani alle 19 al Palatrieste contro l'Estra Pistoia termina il girone di andata in A1 della Pallacanestro Trieste, già qualificata con una giornata di anticipo alle Final 8 di Coppa Italia. Sentiamo l'allenatore Jamion Christian. You know, we talked about there are about 7 natural finishes through the course of the season. One of those natural finishes is actually halfway through, you know, and a natural finish is where you have a true gauge of where you are with the opposing teams, right? So you have the halfway through the season, you have Supercoppa, which also is a gauge of where you are with the top 8 teams in the league. You have the ending of the year. You have both playoff series, and then you also have the finals. And so we really want to be a team that dominates these natural endings of things, playing our best when you're kind of transitioning to the next phase. This is the first opportunity that we have to do. Giro di boa, il termine del girone d'andata come primo traguardo per la squadra di coach Christian. L'allenatore americano riconosce la grande importanza della gara con Pistoia per chiudere al meglio la prima metà stagione e rimpolpare quel bilancio di vittorie casalinghe, 3 a fronte delle ottime 5 in trasferta, per tornare a fare del Palatrieste un fortino, anche in proiezione playoff. And we also recognize that we've played much better on the road than we have at home. And our home fans deserve to see a team that comes out here and compete like we always do, but they deserve us to finish it off. So we're excited for an opportunity to kind of serve both of those ideas. Quanto alle difficoltà di affrontare l'Estra, che lotta per la salvezza, recupera Maverick Rowan e dovrebbe far esordire l'ex biancorosso Cook, la principale incognita è saper interpretare il gioco di una formazione che ha cambiato moltissimo in pochi mesi. There are a lot of challenges that a team like this presents itself. One of those challenges is the ability to do things that are unexpected. So, you know, we're going to really need to be a connected group that really has a high level of communication and that really has the ability to adjust on the fly. My bet is that within the first quarter we'll start to figure out their way of attack, and we've got good veteran guys and good communication skills to be able to adjust to that. Allora rimaniamo in tema pallacanestro, poi andiamo a teatro. La Pallacanestro Trieste, dopo il successo della ristrutturazione del playground di Valmaura nel comprensorio Atere, è pronta a fare lo stesso anche sul campetto di Borgo San Sergio.
Dopo il successo dell'operazione Valmaura l'anno scorso, la Pallacanestro Trieste, attraverso l'associazione Il Cuore in Campo ODV della società stessa, è pronta per la riqualificazione del playground di Borgo San Sergio. Il campetto sarà rinnovato con particolare attenzione alle necessità di chi pratica il basket integrato. Tutto il campo di gioco sarà ridipinto con un nuovo design che comprenderà, oltre alle linee da gioco standard, anche le 2 aree semicircolari previste dal regolamento del baskin. Oltre ai 2 classici canestri, ne saranno montati altri 2 rimovibili a ridosso delle aree di metà campo. Grazie alla delibera a firma dell'assessore Michele Babuder, recentemente approvata dal Comune, il progetto prenderà vita nei prossimi mesi, anche grazie al contributo della Fondazione Pietro Pittini e la collaborazione degli studenti di Edilmaster, Scuole Edile di Trieste, e l'associazione Oltre Quella Sedia. Quest'anno la cosa che ci stava particolarmente a cuore era riuscire a rivolgerci il più possibile a tutti i giovani della cittadinanza, proprio perché la cosa che per noi è più importante è l'inclusione e il coinvolgimento di tutti. Inclusione perché quest'anno infatti ci dedicheremo non solamente a dare un campetto in più per la pallacanestro standard che tutti conoscono, ma anche offrire uno dei campetti all'aperto per il baskin. Ma non finisce qui. Varato anche il bando di concorso Playground Revolution, rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori, chiamati a progettare grafiche originali per i tabelloni dei canestri e per la pavimentazione del campo. Le proposte vincitrici saranno poi realizzate fattualmente dagli studenti di Edilmaster entro maggio 2025, con un evento inaugurale che celebrerà il completamento dei lavori. Il bando è aperto a tutti i ragazzi dagli 11 ai 18 anni iscritti a un istituto scolastico di Trieste. Tutti quanti potranno partecipare, sia unitamente come classe, come istituto o anche come singoli, semplicemente inviandoci i propri lavori. Troverete una template che potrete scaricare dal nostro sito, che vi farà da base per quello che saranno i vostri progetti, quindi inviateceli, avete tempo fino al 28 febbraio, noi non vediamo l'ora di vedere i vostri progetti. Grazie mille. Andiamo al meteo, vediamo la situazione generale. L'elevazione dell'anticiclone delle Azzorre verso il Regno Unito e lo sviluppo di una depressione sul Mediterraneo determineranno sul Friuli Venezia Giulia un flusso di correnti fredde e secche da nord-est. Per domani cielo in genere sereno, sulla costa soffierà bora moderata o vento moderato da nord-est, in quota sulla zona montana soffierà vento sostenuto da nord o nord-est, estese gelate notturne sulla pianura. Per lunedì cielo in genere sereno, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora da moderata sostenuta forte a Trieste, in quota sulla zona montana soffierà vento da sostenuta forte da nord-est, gelate notturne in pianura e nei fondovalle con marcate inversioni termiche. E adesso andiamo a teatro, al Rossetti, per Come From Away. La visione di uno spettacolo teatrale, a maggior ragione se si tratta di un musical, quando agli autori e agli spettatori arride una certa fortuna, è motivo di interesse, gioia e spunto magari per una o più riflessioni. Resta nella memoria se si registra la felice congiunzione dei pianeti partitura e storia, ma appunto finisce qui. Non è un momento così fondamentale nella vita di una persona, assistendovi non si viene a conoscenza della formula della Coca-Cola né di progetti particolari e segreti, tanto da volerli immediatamente rivelare. Si capisce sempre meno perciò la rigidità di quelle compagnie, soprattutto statunitensi e britanniche, che sorde ad ogni richiesta ed assicurazione da parte dei teatri, impediscono alle redazioni televisive di effettuare immagini, ancorché parziali, degli spettacoli, costringendo i redattori dei servizi ad utilizzare gli anonimi trailer da esse forniti con estrema parsimonia, come nel caso di Come From Away, lo show che resterà al Politeama Rossetti fino a domenica. Onusto di premi, anche il teatro ha le sue annate migliori come il vino, non sempre il 2003, lo spettacolo non racconta direttamente la tragedia dell'11 settembre, racconta quanto accaduto nella cittadina canadese di Gander, nel cui piccolo aeroporto dopo gli attentati atterrarono 38 aerei. Uno spunto interessante, non c'è che dire, risolto però in maniera quantomeno discontinua. Se infatti è mirabile la facilità attraverso la quale ognuno dei 12 interpreti passa da un personaggio all'altro e l'intero cast si muove da una situazione all'altra, vero è che i vari episodi necessariamente rimandano a situazioni troppo tipiche di pellicole quali la serie Airport, ben inteso senza quella asciutta ironia che per un breve periodo si impossessa persino del Sully di Clint Eastwood. Se poi, nonostante una partitura che rimanda in più di un'occasione a Rent e persino a Les Misérables,
che 7 sono le note, si esce dal teatro senza avere in testa alcuna delle melodie susseguitesi per un centinaio scarso di minuti, l'intera operazione va archiviata fra quelle riuscite a metà e sarebbe già tanto. And the thing is, it's all true. Rimandandovi al telegiornale delle 19.30 e poi alla telecronaca della partita della Triestina alle 21.30, vi lascio in compagnia del presepe di Giorgio Nardina.